Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Novità di questa nuova ordinanza e poi se sarà previsto in futuro uno screening come in Alto Adige. Noi adesso stiamo lavorando per iniziare quello che avevamo già iniziato per la prima volta il Friuli Venezia Giulia con il comune di Sappada, uno screening sui comuni dove c'è un indice di contagio più alto rispetto alla media regionale. Questo ci permette di mettere in isolamento le persone che risultassero positivi e quindi di salvaguardare più persone possibili e nel più breve tempo possibile. È un'operazione oggettivamente molto complicata e la collaborazione con i comuni coinvolti, questi primi 6 comuni coinvolti, è sicuramente fondamentale per tutelare la loro popolazione. In più nell'ordinanza abbiamo messo delle indicazioni principalmente però che valgono per tutta la regione, da una parte ad esempio il divieto di consumare bevande o cibo per strada, nella strada pubblica, e quindi se uno va a prendere cibo per asporto benissimo, però dopo non può consumarlo in loco immediatamente nelle vicinanze. Abbiamo messo delle forti raccomandazioni come la raccomandazione di non andare a casa di nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o per motivi di lavoro, quindi evitare i contatti stretti soprattutto in ambienti chiusi, e abbiamo messo la raccomandazione per esempio di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico se non per necessità altrimenti non espletabili. Avete acquisito 100.000 test rapidi che arriveranno nei prossimi giorni, saranno tutti utilizzati per questo screening dei primi comuni e poi di eventuali altri comuni? Il nostro scopo ovviamente è ampliare la possibilità di screening il più possibile, rispetto ovviamente alle potenzialità che ci sono, alla collaborazione che avremo con gli enti locali, con un'analisi ovviamente importante fatta dalla Direzione Salute rispetto a quali sono questi comuni maggiormente a rischio, su quali vogliamo intervenire in modo proattivo. Abbiamo appunto ordinato 100.000 nuovi in più tamponi antigenici, 50.000 dovrebbero già arrivare nella giornata di oggi, altri 50.000 nella giornata di domani. È preoccupato di finire in zona rossa già da venerdì? È un'ipotesi ovviamente visto il numero di contagi della scorsa settimana. La preoccupazione più ampia è quella di tutelare al massimo la salute dei cittadini di questa regione, stiamo lavorando in tal senso anche con questa importante attività che abbiamo messo in campo. Da oggi parte il nuovo servizio Easy Wagon, un servizio che la comunità portuale di Trieste mette a disposizione dei propri stakeholder, dei portatori di interesse, di tutte quelle imprese ferroviarie che operano sul territorio regionale, partono, arrivano sul porto di Trieste e che permette di mettere a disposizione una muta di carri twin, quindi per unità logistiche intermodali, container, semirimorchi o casse mobili, aggiornata. Quindi l'impresa ferroviaria ha a disposizione anche per una singola giornata, quindi per servizi in start-up, una muta di carri, e questo permette la facilitazione dei nuovi servizi, quindi partire da Trieste è sempre più facile, avere i carri è sempre più facile. Il servizio viene messo a disposizione da Adriafer in collaborazione con VTG, un'importantissima multinazionale operante nel noleggio di carri. Questo è solamente un primo esperimento. Se questo esperimento avrà successo, non ci saranno solamente carri twin, ma anche altre tipologie di carri che verranno messi a disposizione delle imprese ferroviarie. È un servizio per tutti che vuole agevolare e facilitare i nuovi servizi di start-up e far partire e arrivare sempre più treni nel porto di Trieste. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay.